Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati in diretta. Prosegue la nostra straordinaria. È trascorso oltre un mese da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus, un'emergenza che ha stravolto e cambiato la vita di tutti. La nostra emittente ha iniziato da subito le edizioni straordinarie per informare i cittadini sull'evolversi della situazione. Ora dopo ora, giorno dopo giorno, abbiamo cercato di fornire puntualmente le informazioni con la consapevolezza del momento drammatico che stiamo vivendo. Restate a casa è diventato il motto che abbiamo diffuso per aiutare prima di tutto voi e per dare una mano a tutte quelle persone che per voi stanno lottando. Il personale sanitario, le forze dell'ordine e quanti sono a lavoro per non far mancare nulla alla gente. Anche Antenna 3 ha dovuto modificare il modo di lavorare. Abbiamo adottato tutte le precauzioni, lo vedete nelle immagini, mascherine in redazione, nelle regie, fino ad organizzare collegamenti via Skype per evitare il più possibile contatti con persone esterne. Oltre un mese per darvi notizie, per sostenervi. Anche per noi è diventato tutto più difficile. Ci laviamo le mani spessissimo, lavoriamo con la mascherina e poi disinfettanti sparsi in ogni angolo della sede. Guanti e gel sono diventati per noi strumenti fondamentali per lavorare, quasi come il computer, i microfoni e le videocamere. Rispondiamo alle vostre domande, alle vostre richieste, cercando di dare delle risposte anche se a volte vanno al di là della nostra competenza. Ma ci proviamo sempre. In un mese il numero delle persone contagiate è aumentato, di ora in ora il bollettino cambia e si aggrava, così come le vittime alle quali va il nostro pensiero. Combattere questa battaglia significa rispettare le regole, significa voi che potete rimanere a casa. Vi ringraziamo per i complimenti che ogni giorno ci danno la forza di andare avanti, ma anche le critiche costruttive perché ci aiutano a migliorare. Questo virus maledetto va sconfitto e lo possiamo fare tutti insieme, noi e voi, rispettando le regole. Noi ci stiamo provando, siamo presenti tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Aiutateci e aiutatevi ad uscire da questo momento drammatico che ha segnato e segnerà la vita di tutti. Il punto di un'altra giornata